sempre. Cari amici, ben ritrovata a Diversamente Veneto. E più passa il tempo, più vado alla scoperta di questo Veneto. Infatti, questa settimana, in un'occasione speciale che ci sarà nel mese di ottobre, eccoci qua, io sono andata alla ricerca del Veneto, questa volta non a piedi, ma a cavallo, proprio così. E in occasione di questo ho portato in studio anche un appassionato. Federico, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora Federico, io ti ho portato perché so che tu sei un appassionato di cavalli. Sì, è una passione che ho da quando ero bambino e che continuo a mantenere, anche se purtroppo non ho un cavallo di proprietà, però insomma fortunatamente ho tanti amici con i quali riesco a fare qualche escursione, mi prestano magari un cavallo, così, però la cosa nasce ancora tra la seconda e la terza media, quando ho cominciato a prendere lezioni all'ippodromo di Treviso. Sì, l'ippodromo dove poi ci ho anche lavorato, tra l'altro. Quindi, sì, allora sì. Federico, io ho voluto parlare dei cavalli perché quest'anno è un'occasione unica, 120 anni di Fiera Cavalli. Quest'anno è un appuntamento particolare, una fiera importante, una fiera che dal punto di vista internazionale è la prima in assoluto per quanto riguarda il mondo del cavallo, e in Veneto, con tutte le aziende agricole e gli allevatori che abbiamo, sicuramente rappresenta un fiore all'occhiello per il Veneto, ma per l'Italia in particolare. Quindi quest'anno dovremo fare particolare attenzione per un mondo equino, fantastico, proprio per la possibilità che ha di sviluppo anche dal punto di vista turistico. A proposito di questo sviluppo, Federico, io ho girato questa settimana e sono andata proprio alla ricerca. Ho detto il Veneto si può fare a piedi, ma si può fare anche a cavallo. E a proposito di questo, guarda dove ti porto. Ma noi praticamente stiamo andando sempre dentro quella che è proprietà della villa. La proprietà della villa, stiamo andando verso la casa dei custodi. I custodi che una volta lavoravano e erano di sicurezza per la villa. E poi mi chiedono perché sono innamorata del Veneto. Ma io in Brasile non ci sono mai stato, allora quindi non posso dire... Beh, sai, il Brasile è molto bello. C'è il mare. Sì, però il Brasile è molto bello, però a differenza dell'Europa, ma principalmente del Veneto, che è quello che ho fatto nel Veneto, non avrei mai potuto farlo in Brasile per la tranquillità. C'è la tranquillità che noi abbiamo. Io ho girato tranquilla da ragazza, da sola, avevo un po' paura, ma non mi è successo niente. In Brasile non potevo fare 20 chilometri. Jesus, hai visto? Cosa ti ho fatto preparare dai miei amici? Speciale? Ecco, allora qui quando noi percorriamo questa strada a cavallo, molto spesso ci capita di fermarci e poter, oltre con gli occhi di guardare questo bel panorama, di poter anche degustare con il palato i nostri prodotti tipici. Lascio in buone mani, io metto un po' a riposo i cavalli, gli do un po' di acqua. A fra poco. A fra poco. Ascolta, ma qua siamo nella terra del Prosecco. Certo, siamo al centro, il Refrontolo è posto al centro della zona del Conegliano Valdobbiadene, l'area è interamente nella zona di OCG. Allora questo qua praticamente è quello Prosecco DOC di OCG di Conegliano e Valdobbiadene. Questa è una delle due zone storiche alla quale è stata aggiunta in tempi recenti una zona allargata che sostanzialmente inizia nel Vicentino per raggiungere la frontiera con la Slovenia, quindi una zona piuttosto ampia. L'uva è la glera. Il prosecco non esiste più come vite, esiste il prosecco vino certificato. Da tutte le parti? Da tutte le parti. Nel momento in cui è prosecco, è dichiarato prosecco, devi vedere il contrassegno di OCG che certifica che questo vino ha subito alcuni passaggi amministrativi, controlli chimico-fisici, organolettici, eccetera. Poche parole per sapere se sto bevendo un DOCG vero
Mica non capisco tanto. Il prosecco deve essere venduto in bottiglia, ciascuna deve avere il contrassegno che ne garantisce il percorso. E qui in Refrontolo, curiosamente, oggi è rimasta la viticoltura come attività agricola importante, ma c'era ovviamente un po' di zootecnia scomparsa per scelte politiche, e fino alla Seconda Guerra Mondiale c'era una interessante produzione di frutta. L'olio qui da noi è una storia molto interessante, perché adesso sembra una cosa particolare e molto limitata da un punto di vista delle superfici investite, però in realtà l'olivo era tranquillamente coltivato fino all'inizio del Settecento. Attualmente stiamo riprendendo questo... Quello che vedo lì, chi lo fa? Lo fa il signore qui presente, che è Paolo De Stefani. Come fa una produzione di olio di oliva a sopravvivere in questo mondo del prosecco? Perché io quando vado fuori sento parlare di questa zona, io sento di prosecco. Nelle aree marginali abbiamo sfruttato questo terreno e abbiamo messo a dimora degli olivi. Praticamente è una pianta, l'olivo è una pianta rustica che riesce a vivere anche in posti rocciosi, in posti perfidi, e dà frutto. Abbiamo delle varietà autoctone. Oggi mi avete intortato, che pensavo che venivo in Refronto a bere prosecco e basta, e invece no. Invece avete il miele. Perché il miele di qua è più buono? Perché è un mix di miele qua, praticamente non è un fiore unico. L'ape qua riesce a portare, questo è un miele di castagno, ma non è puro di castagno al 100%, qua c'è un 80% di castagno, il resto sono dei fiori che vengono trovati sulle nostre colline qua, diciamo, no? Prova a sentire, sentirai sicuramente il gusto del castagno, che è un po' più amarottico, ha un po' di gusto un po' che sì, piccantino, piccantino, sì. sì. Però sotto c'è un retrogusto che è un po', che senti che è un po' più diverso, un po' più dolce alla fine. Questo lo chiamano l'oro giallo. Questo è l'oro giallo, perché ha un colore stupendo, ha un profumo che prova a sentire. Spettacolare, sì, è una cosa eccezionale. Per me questo mi piace quasi di più di quell'altro. Questo qua sicuramente lo gusterai di più, perché ha un palato molto più delicato, questo è adatto per i bambini, diciamo. Beh, allora mi piace le robe che piace ai bambini. È una meraviglia, eh? Madonna, ma questa roba qua la si può mangiare da solo, eh? Sì. Adesso che hai assaggiato tutti questi mieli, devi assaggiare qualcosa di più eccezionale ancora. C'è ancora di meglio? Sì, è il top. Questo qua è un prodotto che è molto nutriente. Ma dai. Sì, questo lo mangiano le larve, questo si chiama polline. Che benefici fa il polline? E come viene utilizzato? Questo è un nutrimento, diciamo, eccezionale. È un integratore? Sì, un integratore, sì. Questo è il sigillo di qualità, proprio che è autoctono proprio il miele di Refrontolo, è italiano. Ragazzi, grazie mille, eh? Grazie per l'uva, grazie. Grazie a te. Grazie. Cioè, spettacolare, una cosa... Beh, Federica, è una cosa meravigliosa. Stupenda, ma noi abbiamo un territorio in Veneto che è incredibile. Qui stiamo parlando della Pedemontana, ma si parte dalla Pedemontana trevigiana per passare per quella vicentina fino a Verona, nella Lessinia, e abbiamo un territorio che dal punto di vista sia, diciamo così, dell'aspetto, ma soprattutto dei prodotti tipici che abbiamo, che sono fantastici. Ho fatto delle scoperte spettacolari. La cosa che mi è piaciuta è stato l'unione tra il cavallo e le scoperte di questi prodotti, perché è fattibilissimo nelle nostre zone. Ma assolutamente sì, infatti quello che stiamo facendo noi, per esempio a livello regionale, è quello di creare dei percorsi sul territorio per incentivare quello che è il turismo slow, cioè il turismo lento, legato non solo ai cammini, ma anche all'utilizzo del cavallo. E quindi a creare questi percorsi sul territorio che permettono alla gente di scoprire i paesaggi e poi anche i prodotti tipici. Questo lo si fa avendo però delle attrezzature sul territorio, quindi non soltanto le infrastrutture, cioè il cammino che deve essere segnalato, manutentato, ma avere anche per esempio le maglie attrezzate sul territorio che poi possano ospitare sia le persone ma anche i cavalli, ovviamente, perché quando uno si deve fermare deve dare la possibilità anche al cavallo di riposare, di mangiare, di abbeverarsi, no? E questo secondo me è un nuovo turismo particolare, se vogliamo anche di nicchia,
però alternativo, perché il Veneto deve assolutamente creare prodotti turistici diversi e alternativi. Non possiamo puntare soltanto sul mare, sulla montagna, sul lago di Garda o sulle città d'arte, che per carità fortunatamente abbiamo talmente tanta roba in Veneto, non a caso è la prima regione a livello turistico italiano. Però secondo me ci sono dei prodotti particolari che possono andare incontro anche a quelle località magari meno conosciute in Veneto e dove ci si può abbinare l'enogastronomia, che è il punto di forza della regione Veneto. Quindi agricoltura e turismo, secondo me, assieme a cultura, sono i 3 driver del Veneto. Cioè, io ho visto che si può raggiungere anche le città a cavallo, perché tra alcuni percorsi tracciati, ad esempio a Verona c'è un percorso che ti fa vedere tutta la città. C'è quanti chilometri abbiamo di percorso a cavallo già tracciato? Ma guarda, noi abbiamo costruito la via delle Prealpi, che è una via che stiamo finendo, per metà è già fatta, quindi tabellata, manutentata, prevista. Abbiamo fatto un accordo Regione Veneto con i comuni e l'Umpli in particolare, quindi l'associazione delle Proloco Venete a livello regionale, che loro tramite una convenzione con la regione si sono messi proprio materialmente a fare i percorsi a cavallo, quindi dal Trevigiano fino alla Veronese, quindi tutta la parte della pedemontana e montagna veneta, e hanno picchettato tutti i percorsi, quindi hanno messo giù, abbiamo fatto una segnaletica nuova come regione prevista, dove viene indicato il percorso se si può percorrere a piedi, in bicicletta e a cavallo, oppure se è solo a cavallo oppure se è solo a piedi, con anche le altimetrie, quindi definendo quanto lungo è, che sbalzo c'è a livello altimetrico, una serie e anche i punti di ristoro, perché questi sono fondamentali, devi sapere ogni quanti chilometri hai la possibilità di trovare un ristoro, no? Questo per metà è già stato tabellato, ora dobbiamo finire la seconda metà, che è quella verso ovest in sostanza, e sono 12 anelli, e la cosa positiva è che se tu vuoi ti fai il giro nel tuo singolo anello, che può essere nel Trevigiano piuttosto che nel Veronese o nel Vicentino, e quindi ti fai una giornata, un weekend. Ma se vuoi hai la possibilità di passare da un anello all'altro con un corridoio di congiunzione, per cui tu puoi farti anche 10 giorni a cavallo, anche 15, perché ti fai un anello, poi ti sposti, ti fai l'altro anello, ti sposti, alla fine sono 12. E questo permette in sostanza di avere una fruibilità di tutto il territorio. Guarda che mi è venuta l'ispirazione per il mio prossimo giro. E a proposito di scoperte... Ci vuole allenamento però, attenzione che non pensi di fare 12 giorni di cavallo così, Proviamo. Io una settimana l'ho fatta. Guarda, io non so mai le prossime sfide che farò. Però a proposito di questo, Federico, guarda che nel Trevigiano, nella zona del Refrontolo, io ho trovato anche qualcosa che parla della storia, qualcosa che ci riporta alla storia molto antica. E a proposito di voglia di fare, di associazioni, guarda questo filmato. Spettacolo a sto Refrontolo, non è solo prosecco. Normalmente quando si fa il giro a cavallo le persone riescono poi a vivere quelle realtà lì in modo... A vivere queste emozioni e assaporare tutti i nostri prodotti. Beh, li hai provati anche tu? Cosa ti pare? Tanta roba. Tanta roba, vedi? È per quello che ho messo su pancia io. C'è Linda che c'ha fame. Ascolta, ma è un spettacolo anche questa unione che avete qua di promuovervi in questo modo. È proprio una cosa spettacolare. Sì, per noi è un divertimento. È un divertimento per noi queste cose. Andiamo Linda, dai bella, dai, su che la giornata è lunga, Stella. Mamma che vista, ma guarda che spettacolo. Stiamo affrontando una salita per poi arrivare al bivacco. Ne hai sentito parlare del bivacco Casinetti? No, che cos'è il Casinetti? È un bivacco ricostruito dal gruppo Marciatori, è un gruppo di persone, di Refrontolo, tutti amici. Mi hanno raccontato che hanno costruito la strada con la sabbia dentro il zaino. Proprio, tutto a mano. Ma ascolta, e dunque queste persone qua, tutta questa gente che vedrò e che ho visto oggi, sono unite per mantenere anche le tradizioni e per far conoscere questo posto. E per mantenere anche la terra e i posti in ordine e in sicurezza. E non c'è nessunissimo problema se la gente da fuori viene qua a visitare, anzi, per noi è un piacere far conoscere questi posti e queste zone. Ascolta, vi capita, tu che sei nel mondo del cavalli, no?
come appassionato. Ti capita spesso persone appassionate che vengono a passeggiata da cavallo? Certo. Poi qui nelle vicinanze c'è anche la possibilità di sostare con il cavallo. Ah sì? Sì. Perché ci sono i posti attrezzati? I posti attrezzati, i maneggi, e quindi si possono fare trekking di più giorni. Cristian, come si fa a non essere innamorati di questi veneti? Guarda qua siamo abbastanza alti, eh? Hai visto? Abbiamo fatto questo percorso per arrivare al bivacco Marsini. Cos'è sto bivacco Marsini? Il bivacco Marsini è chiamiamolo quasi un rifugio, ricostruito, completato dal gruppo marciatori nel 1997. Ma Celeste, mi hanno detto che sti marciatori, siccome non c'era la strada, e che ciappava la sabbia e metteva dentro il zaino? Era un po' difficile, comunque si proveniva dall'altro sentiero, che ce n'è un altro, quello che proviene invece dalla Mondaresca. Beh, questo qui è molto frequentato da... Ma è sempre aperto? Scout, sempre aperto. Cioè io arrivo qua... E qua sopra è stato ricavato un dormitorio, diciamo, che è stato anche il tetto. Questo qui era distrutto, era a terra. E avete un gruppo di amici? E quindi il gruppo marciatori si è preso un po', si è appassionato, ha detto: ma perché con il tempo noi non le recuperiamo come punto di riferimento per le nostre uscite? Praticamente hai trovato sta monetina. Sì, la monetina, che è un po' il simbolo un po' anche del bivacco, per dire che è una struttura storica e che abbiamo fatto anche bene a recuperarlo, perché oltre che tanta gente che ci passa, perché potremo parlare a lungo di questa storia, c'è il gruppo marciatori che è ancora appassionato, che adesso ti porto a trovarlo, che sono in un momento conviviale. Vedi, eccoli. Ah, adesso ho capito perché nessuno mi accompagna. Adesso ho capito, questa è l'amicizia, vero? Perché Jesus mi chiedeva: ma come anche oggi? E anche oggi si Ma vedrà. com'è che funziona? Vi incontrate, fate delle camminate? Certo. Andrea, l'audio? Cos'è questo rumore? Allora, qua I ragazzi lassù. oggi, Come i ragazzi? oggi I sopra ragazzi Quelli suonano. è un gruppo di camminatori che abbiamo qua sopra. Un'altra Vieni, generazione? Jesus, che ti Oh faccio ragazzi, vedere. ma aspetta, fermi che il prosecco anche là. Dobbiamo accertare. E sei giovani? È un'altra generazione. Ma vai a salutarli, Tim. Oh, ci vediamo fra poco, Ecco, questa è la parte alta del bivacco, dove i passanti si riposano, fanno colazione. Ho conosciuto camminando. Ma dalle bacheche vedo che mi sono fermata, ma te perché continua? Ma certamente? Ma ascolta, ma tutti i fiori tuoi questi? No. Nessuno mio. Mi ha detto che non mi ha Amici, detto. Ma dai. qualche amico che abita qua al Mollinetto oppure nei dintorni. Ma dai. Ma che fai vestito così? È il nostro gruppo. Quello che mi Siamo parte di un'associazione, sì, di Nordic Walking e organizziamo anche dei corsi. Ma dai. Io sono Jesus, tu chi sei? Leonardo, e tu chi sei? È bravo? Sì, Poi? sì. Davide. Luca. Giordano. Vai. Fare Giacometto e Gabriele Gaetto, quando canta il pezzo il becco, che fa proprio innamorare.
Cari amici, ben ritornati, eccoci qua. Oggi stiamo facendo un giretto a cavallo alla scoperta di quelle che sono le nostre meraviglie, quello che può offrire il nostro Veneto sulla sella di un cavallo. Infatti oggi in studio c'ho un appassionato, c'ho Federico. Federico, ma hai visto i filmati? Che meraviglia! Sono stupendi e la cosa positiva è che io ho avuto la fortuna di poterli fare questi percorsi, no? Sia nelle Pedemontana Trevigiana ma non solo, anche in altre parti del Veneto bellissime, dalla Lessinia alla Lungobrenta per esempio, alle spiagge venete. Abbiamo una diversificazione veramente di paesaggi stupendi e a cavallo dove li puoi fare è stupendo, ma in particolare io sono trevigiano, è ovvio che la Pedemontana la conosco un po' meglio e ho avuto la possibilità una volta di fare addirittura una settimana a cavallo partendo da Treviso, passando per tutta la pianura trevigiana verso nord, quindi poi il Montello, la Pedemontana, per arrivare fino poi in montagna, in provincia di Belluno, sconfinando anche dai cugini trentini un po' a... Allora io in queste puntate che dedicherò un omaggio a Fiera Cavalli, visto i suoi 120 anni, io voglio scoprire le DOC del territorio, voglio scoprire quello che è il vino, perché che Veneto è se non è un Veneto con le DOC del territorio. Infatti ho fatto il trevigiano, nelle prossime puntate andremo a scoprire i vini del Veronese fino ad arrivare insomma nel cuore della Valpolicella. Io ho visto che è possibile, è fattibile prendere un cavallo, dedicarsi a queste scoperte, è una cosa molto semplice, i posti sono attrezzati insomma, e si può scoprire tanto di bellezze paesaggistiche ma anche enogastronomiche, certo. Giusto? Assolutamente sì, tra l'altro secondo me è un animale che va riscoperto, è uno strumento anche turistico che va riscoperto. Questi percorsi non sono soltanto per chi ha il cavallo di proprietà, o per i veneti o per italiani che vengono a fare dei giri. Ricordo che proprio nel nostro territorio poco tempo fa, ad aprile se non sbaglio, abbiamo avuto il raduno nazionale di Natura a Cavallo, che è un'associazione nazionale dove c'erano circa 300 cavalieri provenienti da tutta Italia, ma alcuni addirittura provenienti dall'Austria e dalla Germania, no? Però erano tutti proprietari di cavalli che venivano a fare i loro giri, no? Partendo dalle loro abitazioni col trailer si portavano il cavallo. Io vorrei andare oltre, mi piacerebbe che ci fosse la possibilità per un turista che viene qua nel nostro territorio di trovare delle malghe o delle aziende agricole attrezzate che possono, tra virgolette, affittare il cavallo per poterti portare a fare un percorso di questo tipo e agganciarci a questo tutta la scoperta non solo del territorio ma dei prodotti enogastronomici. È un modo diverso per far scoprire il territorio e anche per far scoprire una passione, perché ci può essere qualcuno, magari qualche bambino che non ha mai avuto l'opportunità di andare a cavallo non è difficile, ovvio che se tu li porti a galoppare o a fare qualche cosa di difficile allora hanno bisogno di essere preparati, ma una passeggiata tranquilla con cavalli buoni, diciamo, previsti per fare questo tipo di cose, secondo me insomma, può servirci chiunque con una guida esperta e li possono veramente portare alla scoperta del territorio. Ecco, questo secondo me è uno strumento nuovo che si può abbinare anche a tutto quello che è il cicloturismo, alle camminate, ad altre cose che stiamo già facendo per far conoscere il nostro territorio in maniera slow, lenta e soprattutto ecosostenibile. Ecco, questo è importante, quindi con rispetto dell'ambiente. E non solo Federico, adesso io ti porto a scoprire qualcosa che probabilmente conosci già, ma tanti dei nostri amici faranno una scoperta veramente spettacolare. Guarda dove ti porto. Facciamo scendere con calma perché abbiamo fatto una lunga discesa dal bivacco. Ma raccontami di questo mulinetto perché io so poco. Questo qui, allora, è un vecchio mulino che usavano per fare la farina di mais. Tuttora viene usato. Mi piace un po' questa storia che ho scoperto il refrontolo, che tu mi racconti un po' alla volta. Io ho già visto più di 40 persone perché la cosa che mi piace è che c'è tanta unione qua. Tanta unione fra di noi, sì, siamo molto uniti come gruppo. Per la siccità non c'è tanta acqua sulla cascata. Mamma che spettacolo! Questo è un simbolo di refrontolo.
Vedi, quella è la ruota che fa girare il mulino con l'acqua. Dopo una lunga passeggiata a cavallo, lascia riposare il cavallo e vieni con noi qui al Mulinetto della Croda. Ma è una cosa spettacolare. Certo. Però quando io sono passata d'inverno scendeva molto più acqua. Certo, perché il Liezza ha un torrente stagionale e come tutti i torrenti stagionali, a seconda delle stagioni ha più o meno acqua. Permesso? Avanti. Ma creatura. Buongiorno. Come stai? Che piacere. Per inserire la marcia bisogna che la ruota sia perfettamente, in questo momento sta girando, io non posso passare finché non si ferma. Quando si ferma la ruota è il momento giusto. Per aprire l'acqua abbiamo questa manovella, dobbiamo girare. Ah, c'è anche, guarda qua. Esatto. Noi abbiamo aperto l'acqua. Brava. Dunque il flusso là fuori dove stiamo guardando adesso si è ripreso e tirando Tirando con forza. Eccola. Si riempie una scodella come ho detto prima. Sì. Una scodella al massimo due. Due scodella. La ruota esterna che fa girare la ruota interna e che fa girare la macchina. Ma bisogna cadere proprio poco o posso fare con la mano? No, deve cadere da sé, c'è quel bastoncino che la fa oscillare. Com'è? Io tengo 6 fratelli, con gli occhi grandi e neri. Io tengo 6 fratelli, ti ammazzeranno. 1918, Qua è la guerra del 15-18? Refrontolo in quel periodo era territorio di occupazione austriaca. Dopo la disfatta di Caporetto, la linea del Piave era laggiù e qui c'era l'esercito austriaco, in particolare un comando di artiglieria su Refrontolo. Non abbiamo mica solo questo al Mulinetto. Vieni sui piani sopra che ti faccio vedere. Abbiamo i piani superiori. Ma questa era proprio la casa una volta del Mulinetto. Lui viveva e lavorava. Sì, e ti dirò di più, ai bei tempi in queste stanze risiedevano ben 5 nuclei familiari, vuol dire 5 famiglie. Il mugnaio con i suoi figli, i suoi nipoti. Io il Mulinetto, cari amici miei, l'ho visto nell'alto del suo splendore perché sono arrivata qua a piedi. E dopo questa bella visita al Mulinetto, adesso ti faccio conoscere uno dei nostri amici che ti farà deliziare il palato con i suoi prodotti. Questo è? Questa è la Soracosta, quella che ti sto affettando adesso è la Soracosta. Questo viene lavorato in modo totalmente naturale, entro le 24 ore, dalla macellazione, solo sale integrale, Ma vedo che anche pepe, cannella e chiodi di garofano. non c'è tanto sale, si sente proprio... No, perché questo viene salato caldo. Cosa vuol dire salato a caldo? La carne è ancora calda, quindi il sale grosso si scioglie piano piano, la carne assorbe il sale necessario. Ah, dunque io mangio anche un prodotto sano. Assolutamente sano, ti dico, qui nitrati, coloranti, nitriti, conservanti, non c'è nulla. Devo dirti che non sono un amante del lardo, però questo non è pesante nel palato. In bocca. Ma che profumo. A me piace. Questa è la bresaola delle bovine che macello io per vendere in macelleria e con determinati tagli di coscia si produce la bresaola. Roberto, devo andare, ti ringrazio perché i cavalli mi aspettano. Benissimo. È stato Grazie un piacere. Grazie mille. Il piacere è mio. Grazie mille, ci rivediamo a breve. E pensate che siamo nel Veneto. Guardando questa immagine, Federico, si ha l'impressione di essere da un'altra parte del mondo, vero? Ma guarda, io dico sempre che tante volte
andiamo in giro per il mondo, andiamo a farci le vacanze dall'altro capo del mondo e non conosciamo nemmeno quello che abbiamo in Veneto in primis e poi in Italia, quindi questo è un invito anche a tutti i telespettatori. Prima, per carità, è giusto andare all'estero, aprirsi la mente, però magari prima è bene conoscere il proprio territorio e poi possiamo andare anche all'estero. Ma io sono sicura che il Veneto è prontissimo a ricevere tutti quanti, anche perché Federico stiamo arrivando alla fine delle nostre trasmissioni, però prima ancora di arrivare alla fine io voglio far vedere ai nostri amici come mi hanno salutato gli amici del Refrontolo. A voi. Ragazzi, è speciale, guardate cosa ho qua. Oh, io sono abituata a essere ricevuto così. Sul cappello che noi portiamo, c'è una lunga penna nera. Noi serve da bandiera. E viva il corpo degli alpini. Mi hanno fatto vedere il miele, mi hanno fatto vedere il pane, mi hanno fatto vedere il formaggio, ma siamo arrivati anche al cuore di quello che è il Refrontolo, giusto? Qua abbiamo un sacco di gente seria, queste ragazze qua sono 3 sommelier, veramente di quelle giuste. Allora, questo è un prosecco di OCG superiore Colli di Conegliano, è una nostra caratteristica che noi qui a Refrontolo fortunatamente abbiamo una bella zona, guardarmi così. A me piace quando i veneti dicono abbiamo, se è bello, è così che si fa. Siamo a Refrontolo, se no ci mancherebbe altro. Bene. E qui abbiamo una bella bollicina che ci piace, è un vino che possiamo usare a tutto pasto, quindi lo puoi usare come aperitivo con gli amici, lo puoi usare con i primi, con i secondi e anche qui dolci. Beh, vedi le catenelle che salgono, quello si chiama perlage e vedi che sale, guarda che spettacolo. Abbiamo anche il sole giusto, guarda che bel giallo. Perché si chiama Verdiso e perché si chiama così? Ma sarà dall'uva che era abbastanza verde, questo infatti mantiene un'acidità abbastanza alta rispetto al prosecco, è un tranquillo. E diciamo che una volta qua si piantava tutto il Verdiso. E la particolarità di questo vino, perché è più buono di tutti gli altri? Anche questo perché è fatto a Refrontolo. Vi spiego io cosa ho imparato nella giornata di oggi del Refrontolo. Quando parliamo di prosecco de OCG Conegliano Valdobbiadene, io che magari non sono molto attenta devo stare attenta a questo perché rappresenta la qualità, perché se c'è questo ha rispettato tutti i parametri qualità del prodotto. Partiamo dal più giovani. È questo. Ma ascolta, io so, quando sono stata da voi a piedi, io non so se questo o quello, che sono dei vini che ci vuole una quantità mostruosa di uva per fare veramente poco vino. Esatto. E io lo chiamo che un vino che nel Refrontolo lo fanno col cuore, con la passione, perché per fare poco vino che preferisco fare di più. Guarda, rispetto al prosecco che ha una zona più ampia di produzione, il Marzemino è proprio di qua, quindi rappresenta l'espressione di questo territorio. Questa etichetta, nonostante sia un vino più giovane, l'etichetta è la stessa. Abbiamo unificato con il logotipo di questo territorio. Sì. Adesso questo qua è quello più antico. Vedi l'evoluzione del vino, come Ma la verità! No, vi dico io cosa avete fatto, avete messo qua dentro il miele che ho assaggiato prima. Mi avete dato da bere, da mangiare qua? Adesso lo facciamo arrivare. Vedete, vuoi mangiare, però, vuoi bevuto, mangiare qua. Hai bevuto? Non si beve prima di mangiare. Dai. E cosa mangiamo? Adesso vediamo, avanti con mangiare. Ascolta, questo è tipico Veneto. Quando parliamo del Veneto... Perché una volta qui il Veneto vivevano su cosa? Sulla terra. Vino, patate, fagioli, era un paese povero. Pollo in umido, che sarebbe questo qua. Guarda, posso Presidente? Posso fare l'alpina come si fa? Si fa così, vero? Semmai Beh, guarda che mi non vuole. Gli alpini sta bere bene, non è che beve, è che beve bene. E sta mangiando bene, è quella la differenza.
arrivando? Questo qui, arriviamo al tempietto Spada, è nominato, è una Madonna del Carmelo, si chiama. Anche qui è un punto panoramico di Refrontolo. Che spettacolo. Dunque Chris, noi abbiamo insomma in queste passeggiate a cavallo visto luoghi sacri, visto architettura, la gastronomia, il paesaggistico, luoghi unici e meravigliosi. Sì, questo è diciamo un po' il complesso di quello che offre Refrontolo. Beh amici, siamo arrivati alla fine e non c'era modo migliore per aprire questi special dedicati a cavalli, visto che Fiera Cavalli quest'anno fa i suoi 120 anni, il modo migliore che aprire in compagnia degli amici di Refrontolo, in compagnia di Federico. Federico, io ti ringrazio tantissimo della tua disponibilità, chissà prossimamente di nuovo ospita Diversamente Veneto. Se vuoi salutare i nostri amici. Sì, io volentieri ringrazio voi per l'ospitalità, ma volevo anche ringraziare tutti gli amici di Refrontolo, la Proloco e tutti gli organizzatori, perché ho visto che insomma hanno organizzato veramente, ti hanno dato una grande disponibilità e quindi vorrei ringraziarli tutti quanti perché non è da tutti. Io ti consiglio di guardare anche le prossime puntate, Federico, perché non guarda, sarà incredibile. Cari amici, è finito, ci vediamo alla prossima, ciao!